Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Sono stati individuati gli autori delle scritte apparse in centro storico lo scorso mese di maggio in seguito alle esternazioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in merito al pagamento degli affitti da parte di studenti per soggiornare a Venezia. Si tratta di 3 minorenni, tutti studenti di scuola superiore del capoluogo lagunare, che hanno imbrattato i muri della zona del sestiere di Santa Croce insultando il sindaco e prospettando una mutilazione fisica. La particolarità che aveva creato allarme era dovuta alla presenza della Acerchiata, simbolo dei movimenti anarco-insurrezionalisti. La Procura della Repubblica dei Minori ha indagato i 3 che hanno confessato negli uffici della Digos di Venezia per i reati di minaccia ad un corpo politico e imbrattamento. Ci spostiamo a Chioggia. Avvisi, mail, telefonate agli uffici del sindaco e ora arriva il giro di vite. Sono numerose in questi giorni le segnalazioni con tanto di foto a corredo che indicano turisti un po' troppo, per così dire, rilassati sulla scelta della mise da spoggiare in centro città. È proprio questo malcostume, è proprio il caso di dirlo, che il sindaco Mauro Armelao intende porre un freno, facendo applicare in maniera stringente dagli agenti della polizia locale l'articolo 28 del regolamento cittadino. Il primo cittadino in merito dichiara: nessuno è bacchettone a Chioggia, però ci vuole rispetto nei confronti di una città che ha vocazione turistica e soprattutto rispetto nei confronti dei cittadini. L'abbigliamento fuori dalle zone della spiaggia deve essere decoroso. Cambiamo argomento. 3 anni di lavoro e oltre 20 milioni di euro di investimento, 17 quelli finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Taglio del nastro questa mattina per l'opera viaria che rivoluziona la viabilità di accesso alla macroisola, prima zona industriale di Porto Marghera. Il nuovo svincolo, a livelli sfalsati lungo il sedime della strada regionale 11, ha l'obiettivo di migliorare l'accessibilità alla macroisola della zona industriale attraverso la separazione tra i flussi locali e quelli di scorrimento. Una nuova viabilità, è stato spiegato nel corso della presentazione dell'opera, realizzata per migliorare la connessione Mestre-Venezia, sino ad oggi mancante per tutti i poli direzionali e universitari presenti in via Torino. Parliamo di sanità. I cittadini del comune di Campolongo Maggiore, assistiti dall'ULSS 3 Serenissima, potranno rivolgersi per le prestazioni di specialistica ambulatoriale anche all'ULSS 6 Euganea. Lo sancisce una convenzione tra le due aziende sanitarie, efficace dal 1 luglio. Grazie al protocollo, ai residenti del comune di Campolongo Maggiore, come avviene da alcune settimane per i cittadini di Cona, viene offerta una nuova opportunità, quella cioè di rivolgersi alle strutture dell'azienda territoriale padovana e di ricevere anche presso i servizi dell'ULSS 6 Euganea le prestazioni necessarie, mantenendo inalterati i codici di priorità. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.